I laghi sono fatti di acqua, può sembrare banale dirlo, ma il rischio è che in estate quelli montani ne restino senza. Nuove norme europee cambiano infatti il principio con cui viene normata la portanza di fiumi e Il torrenti. flusso ecologico dovrebbe andare a sostituire il cosiddetto deflusso minimo vitale che garantisce che ci sia sempre una certa portata nei corsi d'acqua del nostro Veneto. Norme generali e generaliste che non tengono conto dell'orografia delle diverse aree su cui vanno ad interagire. E l'applicazione di questa normativa che prevede una certa portata minima nei corsi d'acqua imposta dall'Europa avrebbe delle conseguenze devastanti nel nostro territorio della provincia di Belluno. Il rischio, come spiega Bottacin, è tanto semplice quanto drammatico. Nel 90% dei casi i laghi sarebbero totalmente vuoti durante tutti i mesi estivi. Una situazione che si preannuncia insostenibile e per la quale si cerca di trovare e proporre una mediazione. Conseguenze dell'applicazione rigida di questa normativa sarebbe devastante e pertanto noi stiamo cercando di proporre la possibilità di avere una deroga perché l'impatto socio-economico dell'applicazione di questa normativa sarebbe assolutamente insostenibile per tutto il nostro territorio.